scorso mese il comune e la ditta Eurven hanno inaugurato sul boulevard in Piazza Italia Sottomarina il primo ecocompattatore di rifiuti in plastica, il quale dà diritto a sconti e promozioni nei negozi che si sono convenzionati. Un'iniziativa meritoria, per quanto isolata, che conoscerà a breve un secondo capitolo in campo Marconi a Chioggia. Ma fra i numerosi utenti che già stanno prendendo l'abitudine a conferire le proprie bottiglie vuote al compattatore, c'è chi segnala che negli ultimi giorni la macchina fatica a rispondere. Stanotte sono andata a gettare una quarantina di bottiglie, dice Chiara, e non funziona. Ho provato più volte, riletto le istruzioni, chiesto aiuto a un amico, ma ho dovuto tenere le bottiglie con me. Ci si chiede se ci sia un numero verde per ottenere assistenza, nella speranza che quest'ottima soluzione non abbia avuto una vita tecnica così breve, per cause ignote. Questa mattina gli operai stanno murando le uscite di sicurezza del Teatro Astra, in eterna costruzione. Nelle scorse settimane Chioggia Azzurra aveva segnalato il fatto che queste uscite fossero tutt'altro che impermeabili, consentendo il passaggio e la permanenza di gruppi di giovinastri o sbandati dediti all'alcol. Una segnalazione raccolta dai residenti di Calle San Nicolò, esasperati da questo andazzo. Ora la soluzione estrema, la stessa praticata tempo fa al centro congressi Cursal in lungomare Adriatico e addirittura alle finestre dei piani superiori della ex colonia Turati, peraltro più volte violata. Chioggia diventa così una città murata, e non nel senso delle cinte che circondano alcuni bei luoghi nei colli euganei, quando la soluzione sarebbe destinare altrimenti gli spazi, impiegarli alle pubbliche utilità e accelerare al massimo il loro restauro, come in questo caso. A circa una settimana dalla massiccia operazione interforze che ha presidiato il litorale nord di Sottomarina, debellando il commercio ambulante irregolare, il panorama della spiaggia ora appare ancora sgombro da queste presenze. Ma una parte dei venditori si è riversata sia fra gli ombrelloni del litorale sud, sia soprattutto a Isola Verde, dove però sono in numero minore data la ristrettezza della battigia. Anche oltre il Brenta i problemi che si riscontrano sono gli stessi, poca educazione e sfrontatezza nel rispondere a chi chiede di spostarsi e soprattutto disagi per i bagnini e gli operatori della sicurezza balneare. Tornano le favole sul ponte di Vigo e con esse anche l'attrice Susi Danesin, che le ha interpretate per buona parte dell'estate. Questa sera, dalle ore 21:15, la musica di Flavio Costa accompagnerà le sue storie sotto i piedi, per un pubblico di famiglie e bambini di tutte le età. L'accesso al pubblico è gratuito. Questi qua tutto, basta mettere a bagno, a bagno Maria e dopo ti tagli a fette. Surgerà. Sono frigo, la prossima volta, se la novità per me a casa non mi manca mai. Successo all'ultimo minuto ieri per la Clodiense Chioggia Sottomarina sul campo di Noale, per la prima partita di Coppa Italia dilettanti. La formazione granata era passata in svantaggio dopo aver colpito un palo, ma ha saputo reagire subito pareggiando con l'attaccante Baido. Nel secondo tempo il risultato pareva bloccato anche dalla stanchezza che a questo punto della stagione si fa sentire, quando al 90° la combinazione tra Marjanovic e Sani ha portato l'attaccante ghanese a raddoppiare, spedendo il team di De Mozzi al prossimo turno contro il Campodarsego ed eliminando i padroni di casa senza ricorrere ai tempi supplementari. Domenica 3 settembre l'esordio in campionato ad Este. Ciao amici, buongiorno e bentrovati all'appuntamento meteo di questa nuova settimana entrante. Dunque una nota a margine prima di iniziare, non so se voi vi siete accorti ieri che nonostante la bora e naturalmente l'aria molto secca, il cielo non fosse perfettamente limpido e blu. Il problema è, come ha dedicato un servizio Meteo Svizzera, è perché praticamente dovuto agli incendi nella British Columbia in Canada, tutte le polveri sottili dovute a questi vasti incendi traghettate verso il nord dell'Europa hanno naturalmente infischiato un po'
questa limpidezza del cielo. Queste polveri sottili trasportate verso le nostre zone hanno schermato sicuramente il sole e il cielo limpido per un breve periodo. Questo vuol dire che nessuno è a riparo da eventuali cambiamenti o da problemi che altri popoli magari hanno, quindi una piccola nota a margine. Tornando a noi, cosa possiamo dire? Possiamo dire che questa settimana si va aprendo, come l'ho detto ieri, con una situazione alto pressoria che si manterrà stabile almeno fino a mercoledì-giovedì con venti di bora leggera e quindi ventilazione settentrionale almeno fino a mercoledì, come vi ho detto. Poi da giovedì cambio di scena perché l'anticiclone africano tornerà naturalmente in moto, proponendoci un fine settimana molto estivo, molto caldo e anche un pochino afoso. Per quanto? Sicuramente fino a martedì, mercoledì prossimo, quando la situazione sembrerebbe cambiare. Quindi un'ulteriore ondata di calore che si porterà questo anno ad essere sicuramente una delle estati più calde dopo il 2003, quindi bypassando il 2012. Quindi cosa dire in più? Oggi bellissima giornata, leggermente ventilata fino al pomeriggio come ieri, e poi spazio e temperature tra i 26 e i 27 gradi e ancora nottate abbastanza fresche. Quindi buona settimana a tutti, ci sentiamo domani.